Appuntamento con l'informazione di Antenna 3, buongiorno, ben ritrovati, giovedì 15 gennaio, puntuali insieme a voi per raccontarvi i fatti principali accaduti nelle ultime ore nella nostra regione. Allora, iniziamo subito tornando a Valdobbiadene, dove ieri si è consumata la tragedia di Attilio Frare, 56 anni, l'uomo che ha perso la vita mentre stava maneggiando un ordigno della Grande Guerra. In queste ore ancora forze dell'ordine sul posto, continuano le operazioni di bonifica e allora torniamo con il nostro Christian Arboit insieme ad Edoardo Paris proprio sul luogo della tragedia, con loro il sindaco di Valdobbiadene. Buongiorno Christian e buongiorno primo cittadino. Buongiorno Francesca, buongiorno da Guia di Valdobbiadene, dove proseguono le operazioni di bonifica degli artificieri dell'Arma. Lo potete vedere dalle immagini di Edoardo Paris. Ci sono ancora i mezzi degli artificieri perché prosegue la bonifica del ripostiglio, del garage e dell'abitazione intera di Attilio Frare. Perché ci sarebbero più ordigni e bisogna capire se tra questi ci siano dei residuati ancora inesplosi. Qui con me c'è Luciano Fregonese, sindaco di Valdobbiadene, che fra poco porterà anche il suo cordoglio alla compagna di Frare, che in questo momento si trova nell'abitazione. Ci sono anche i carabinieri del comando di Vittorio Veneto, che stanno indagando senza soluzione di continuità da ieri pomeriggio. L'esplosione alle 13, ma facciamo il punto nel servizio con le immagini di Nicoletta Rizzetto, le interviste di Daniela Sizia. Un botto, ma era forte curtivo un botto forte. Ha preso paura? Oh Dio, pensai fosse andato da casa a me. Una bomba, i vetri hanno tremato, però sai, magari... Avete preso paura? Sì. La deflagrazione è stata potentissima e ha scosso il cuore dei Colli del Prosecco a Guia di Valdobbiadene, una passione fatale spesso ai limiti della legalità, quella costata la vita ad Attilio Frare, 56 anni, morto per l'esplosione di un residuo della Grande Guerra. Durante il maneggio di un ordigno risalente alla Prima Guerra Mondiale, causa un'errata manovra, lo stesso esplodeva e il soggetto decedeva sul colpo. Lui era da solo? Sì, era da solo, era nel suo garage ricovero attrezzi. Sono le 13 quando nella zona dell'esplosione, oltre ai sanitari del SUEM 118, arrivano i vigili del fuoco e gli artificieri dell'Arma. È toccato a loro mettere in sicurezza con pazienza chirurgica l'intera area, così da consentire ai colleghi del comando di Vittorio Veneto di procedere con i rilievi. Il timore per tutto il pomeriggio è stato quello di un effetto a catena. Sono in corso le valutazioni da parte degli artificieri di Padova per poter catalogare con la massima precisione se tutti gli altri involucri di altri ordigni della stessa tipologia possano essere attivi oppure no. Era la sua passione questa di questo signore? Verosimilmente sì, a giudicare dal numero di involucri che erano lì presenti, assolutamente. L'area verrà sequestrata? Sì, fino al termine di queste attività. Una passione nota a Valdobbiadene. Nel 2022 Frare, gravato da alcuni precedenti di polizia, aveva anche dato vita a un'associazione Valdo Storica e aveva pure allestito delle mostre aprendole al pubblico. È una vicina di casa a raccontare un episodio che con il senno del poi farà brividire. Sapevi, ma pensai che l'avesse messo, perché 15 anni fa a me toccava che mi ha bruciato tutto l'orto qua e dopo è andato agli artificieri e invece si vede che la continua ancora. Frare lascia una compagna e una comunità attonita, ma sono in corso ulteriori approfondimenti. L'area verrà sequestrata? Sì, fino al termine di queste attività.
E appunto l'area è ancora sotto sequestro con gli artificieri e i carabinieri che stanno procedendo. Va detto, Francesca, che da un punto di vista investigativo è aperto un fascicolo per detenzione di ordigni, di esplosivi, di detenzione illegale, ma questo fascicolo è destinato a chiudersi perché con la morte del reo il reato si estingue. Ad ogni buon conto, al di là del dettaglio tecnico, resta una comunità sotto shock, una fine tragica, una passione fatale e pericolosa, della quale insomma lo avete sentito anche dal servizio, diversi erano a conoscenza, c'erano dei precedenti, una passione fatale, l'abbiamo definita così, sindaco, letale. Sì, purtroppo sono qui anche a testimoniare il cordoglio di tutta la comunità di Valdobbiadene, in particolar modo di Guia, per Attilio e per la sua famiglia, per i tanti amici che aveva. Una persona ben voluta, amico. Aveva una passione per la nostra storia, per la nostra tradizione agricola, per la nostra storia anche di guerra, di queste terre che hanno visto con soprattutto la prima guerra mondiale, l'occupazione. Un profondo amante di tutto quello che riguardava le nostre origini. Quindi questa sua passione pericolosa nasce da un amore per la storia, per il territorio anche del suo territorio. Assolutamente sì, e anche per il territorio di oggi, quindi davvero una voglia di capire, di conoscere da dove arriviamo, insomma, quali sono state le nostre vicende. E purtroppo una tragedia, sono venuto a conoscenza anch'io ieri, subito informato dal comandante Galante, che ringrazio, anche comandante della caserma locale Mallardi. Quest'anno si stanno completando gli accertamenti, insomma, ma da quanto mi era già stato detto, ovviamente con la riserva di completare le indagini, non erano stati rilevati elementi pericolosi, tant'è che da quanto ne so non sono ovviamente andato sul luogo dell'accaduto, ma è esploso l'ordigno che stava maneggiando, ma non sono esplosi altri ordigni. È chiaro che comunque la bonifica va fatta, ogni accertamento va fatto. Alla fine di questa giornata probabilmente sapremo anche un po' più i dettagli di questa operazione di bonifica, capiremo se ci sono appunto degli ordigni inesplosi o comunque dei residui ancora pericolosi, perché è del tutto evidente che ieri, per quanto esperto, Attilio Frare non sapeva di avere tra le mani un ordigno così pericoloso, un residuo ancora letale. Sì, io quello che posso testimoniare, per quanto appunto ho avuto modo di conoscere Attilio, è che era un profondo conoscitore, appassionato, ma si circondava anche di esperti, quindi insomma quanto accaduto insomma, lo diranno le autorità, ma sul resto mi sento di poter dire che fosse assolutamente in sicurezza. Peraltro aveva anche collezioni di attrezzature di vario genere, appunto non solo legate alla guerra ma anche all'agricoltura, insomma, era una passione purtroppo finita tragicamente, ma insomma tutta la mia vicinanza e il ricordo affettuoso di una persona che aveva insomma un suo ruolo importante all'interno della nostra comunità e lo dimostrava con tutta la sua riservatezza, ma la passione che aveva insomma era molto evidente, e attorno a sé raccoglieva anche l'interesse di tante persone che con l'associazione Valdostorica cercano appunto gli elementi storici delle nostre tradizioni. E poi appunto la fortuna è che nessun altro si sia fatto male. Inizialmente ieri si parlava di persone rimaste coinvolte, invece non è rimasto coinvolto nessuno.
poi c'è da dire in passato lui aveva aperto anche il suo diciamo così ripostiglio per una mostra. Sì, nella parte retrostante, ma era prevalentemente una mostra storica mi ricordo, insomma, di attrezzature agricole, di oggettistiche, insomma, era tutto in sicurezza. Grazie Sindaco Fregonesi, immagino che anche voi adesso attenderete la data per l'ultimo saluto per l'addio ad Attilio Frare. Ci sono già delle date, non c'è ancora nulla osta probabilmente? No, non ci sono date, attendiamo, insomma in questi momenti ci stringiamo attorno alla compagna, a tutti i familiari conoscenti di Attilio, insomma attendiamo per l'ultimo saluto con la tristezza di aver perso una persona che davvero amava Valdobbiadene, amava Guia in maniera concreta e insomma ci manca già. A Guia e Valdobbiadene, dove ovviamente più che il momento del giudizio è il momento del dolore e del lutto. Francesca, per il momento è davvero tutto da Valdobbiadene, tutti gli aggiornamenti nell'edizione serale con Edoardo Paris. Ringraziando il sindaco ti restituisco la linea. Grazie davvero Cristian e grazie naturalmente anche al sindaco fregonese. E noi ora torniamo a parlare della scomparsa di Annabella Martinelli, perché dopo le immagini delle telecamere che l'hanno ripresa a Teolo spunta anche una testimone che ha raccontato di averla vista la sera in cui è scomparsa mentre saliva in bici verso i colli. Allora tutti gli aggiornamenti in diretta con la nostra Valentina Visentini insieme a Cristian Roccaiende. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Teolo, ci troviamo nel punto esatto in cui la super testimone che si è fatta avanti nelle scorse ore ha raccontato di aver visto Annabella Martinelli mentre in bicicletta stava cercando di salire lungo questa strada che porta verso Teolo Alta, ed è qui che in quel paletto rosso che adesso il collega Cristian Roccaiende sta per inquadrare, poi è stata trovata legata sabato 10 gennaio la bicicletta di Annabella Martinelli, una bicicletta viola, dunque anche facilmente riconoscibile, ed è il particolare che ha poi fatto collegare alla testimone di aver visto Annabella. Importante anche i fotogrammi che sono stati divulgati dalla procura nelle scorse ore, e tutto corrisponde con l'abbigliamento indossato dalla ragazza che la super testimone dice di aver visto la sera del 6 gennaio. La testimone ha raccontato che Annabella era scesa dalla bicicletta, stava cercando di salire a piedi tenendo la bicicletta verso Teolo. Lei si è affiancata, le ha chiesto più volte se aveva bisogno di aiuto, ricevendo però una risposta negativa da Annabella. Non ha visto particolarmente bene il suo volto perché era coperto dal cappuccio, ma ha detto che aveva una voce piuttosto tranquilla. Un altro particolare importante del suo racconto è che dice di aver visto Annabella senza i cartoni delle pizze, che invece vengono inquadrati dalle telecamere di sorveglianza nella sua ultima parte di tragitto. Tanti ancora i misteri, anche oggi le ricerche dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e della protezione civile proseguono, concentrandosi in quest'area dei Colli Euganei nella speranza di trovare alcune novità per far rintracciare Annabella, che ancora sembra svanita nel nulla. Noi vi lasciamo con le immagini, dimostrandovi le immagini dei fotogrammi che ritraggono per l'ultima volta Annabella prima di scomparire nel nulla, e poi la linea può tornare allo studio. La giacca pesante con il cappuccio che le copre la testa, pantaloni larghi, lo zaino rosso e 2 cartoni della pizza legati al portapacchi della bicicletta. Ecco le ultime immagini che riprendono Annabella Martinelli la sera del 6 gennaio dopo essere uscita da casa dei genitori nel quartiere Forcellini a Padova. 3 fotogrammi, il primo alle ore 22:18 mentre passa davanti al distributore di Selvazzano Dentro. È appena uscita dalla pizzeria Dove Come Quando, dove aveva ordinato e ritirato le pizze. Alle 22:54 è davanti al municipio di Teolo, dove ha acquistato 2 bibite alla pizzeria La Pepita. L'ultima immagine prima di svanire nel nulla alle 23:06, ripresa dalla telecamera di Villa di Teolo, dove viene ritrovata il 10 gennaio la sua bicicletta. La procura di Padova intanto ha deciso di aprire un fascicolo d'inchiesta contro ignoti per sequestro di persona, in modo da consentire agli investigatori tutti gli accertamenti possibili, di analizzare anche i profili social della 22enne che sono stati misteriosamente chiusi subito dopo
dopo la sua sparizione. Anche per oggi le ricerche con droni e l'elicottero dei Vigili del Fuoco si sono concentrate nelle zone dei colli sopra Passo delle Fiorine. Dureranno almeno per tutte le prossime 48 ore. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi contatti della 22enne studentessa di giurisprudenza, con chi si era sentita, con chi poteva aver preso appuntamento. Un particolare che si rafforza con l'immagine di 2 cartoni per le pizze e le 2 bibite acquistate. E poi perché chiudere la bicicletta con il lucchetto? Informazioni che potrebbero emergere dall'analisi dei tabulati o dalle informazioni di amiche e compagni di università a Bologna, anche se sembra che Annabella nell'ultimo periodo non avesse più sostenuto esami. Sentito anche l'ex fidanzato che le aveva lasciato in estate. Non si esclude possa aver raggiunto il capoluogo emiliano, ma le ricerche sui colli uganei continuano. Svolta nelle indagini dell'aggressione ad una coppia, aggressione avvenuta lo scorso 28 dicembre in piazza Calvi a Conegliano. Le vittime erano un militare statunitense di 28 anni in servizio alla base militare di Aviano e una 37enne di origine albanese. Bene, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Treviso, con il supporto della tenenza di Oderzo e Conegliano, Susegana e Codognè, hanno dato esecuzione a 7 decreti di perquisizione personale e domiciliare nei confronti di altrettanti cittadini albanesi di età compresa tra i 19 e i 41 anni, residenti nei comuni di Codognè, Godega, Sant'Urbano, Marino di Piave, Santa Lucia di Piave e Gorgo al Monticano, ritenuti coinvolti nella violenta aggressione. Quel giorno la coppia era stata cerchiata e colpita da più persone, una delle quali armata di coltello. Avevano riportato lesioni che avevano reso necessario il ricovero, le cure mediche. Il militare americano in particolare aveva riportato una ferita di arma da taglio, fortunatamente non fatale. Le indagini hanno permesso di recuperare durante le perquisizioni alcuni capi di abbigliamento compatibili con quelli indossati durante l'aggressione. Tutti i soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di lesioni personali aggravate. In più un 41enne, nella sua abitazione sono stati trovati 50 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana e una pistola scacciacani priva del tappo rosso. È stato per questo denunciato anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. E poi con la cronaca ci spostiamo in provincia di Rovigo, dove un giovane di 26 anni è stato arrestato in flagranza nell'ambito di un'indagine della Procura della Repubblica che lo ha individuato come gestore di un gruppo sull'applicazione di messaggistica Telegram nel quale venivano condivise immagini intime di donne inconsapevoli. Nei confronti del giovane è stato ipotizzato il reato di revenge porn. Gli accertamenti sono stati condotti dalla Polizia Postale di Rovigo e dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Venezia, sezione di Rovigo. Nel corso della perquisizione all'interno del personal computer del 26enne è stato trovato anche materiale pornografico realizzato utilizzando minorenni per oltre 37.000 file. Il giovane è quindi indagato anche per detenzione di materiale pedopornografico con l'aggravante dell'ingente quantità. A Zelarino questa mattina i funerali con rito ortodosso di Sergiu Tarna, il barman 25enne ucciso a Mira, per il cui omicidio sono stati arrestati il vigile urbano Riccardo Salvagno e il 38enne di Spinea Andrea Vescovo. La madre del ragazzo ha chiesto giustizia. Dalla chiesa ortodossa di Zelarino il funerale di Sergiu Tarna, il 25enne ammazzato con un colpo di pistola da Riccardo Salvagno, il vigile urbano aiutato da un complice, un 38enne di Spinea che è stato arrestato proprio nella giornata di ieri. Una cerimonia durata quasi 2 ore, celebrata tutta in lingua romena, celebrata da 14 padri che sono venuti da tutte le province limitrofe per accompagnare il feretro di Sergiu Tarna. Straziante il dolore della madre che durante la cerimonia fatta di canti ha ripetuto più volte: cosa hai fatto, perché non ci hai detto nulla, potevamo aiutarti, cosa hai fatto a queste persone perché facessero questo, chiederò giustizia. Un dolore troppo grande, quello della famiglia che non riusciva ad abbandonare il feretro, come l'ha detto la madre. Una folla di gente che l'hanno accompagnato, che hanno accompagnato il feretro del figlio nella sua ultima strada.
cosa ti hanno fatto? Che cosa ti hanno fatto quei maledetti? Per la vera giustizia che quelli li dovranno marcire in prigione. Noi in libertà in prigione per tutta la sua vita. Andiamo a casa nostra, signor Ronaldo. Facciamo un passo indietro allora con le indagini sull'omicidio di Sergiu Tarna. Come detto, è stato arrestato ieri Andrea Vescovo, ritenuto il complice di Riccardo Salvagno. Il 38enne per tutto questo tempo si è nascosto nella casa di Spinea. Arrestato il presunto complice di Riccardo Salvagno, lo si cercava dappertutto e lui si nascondeva a casa sua a Spinea. Si chiama Andrea Vescovo, 38enne disoccupato che vive con i genitori. All'alba il blitz dei carabinieri del nucleo investigativo di Venezia sono arrivati dopo aver citofonato il campanello e lo hanno sorpreso nel sonno con i genitori ancora in casa. È stato lo stesso Salvagno, durante un interrogatorio, a svelare il suo nome agli inquirenti. Salvagno e Vescovo si erano conosciuti nell'lap dance di Preganziola, il New 1000 Lire. Insieme avevano poi pianificato nel tempo il sopralluogo tra i campi di via Pallada a Malcontenta dove portare Tarna. Un fatto gravissimo che coinvolge purtroppo la nostra comunità. In primis quello che come amministrazione vogliamo esprimere la nostra massima solidarietà nei confronti della famiglia della vittima e volevo soprattutto anche complimentarmi con le forze dell'ordine che in tempi brevi hanno concluso le indagini, con i carabinieri di Spinea che sono sempre un presidio costante sul territorio in stretta collaborazione con l'amministrazione e di questo veramente dobbiamo ringraziarli. Salvagno nega agli inquirenti di aver sparato personalmente a Sergiu Tarna, il barman moldavo di 25 anni freddato con un colpo di pistola alla testa nella notte di San Silvestro a Malcontenta. Conferma però la presenza di un altro partecipante. Notizia che scuote i cittadini del comune di Spinea. È preoccupante per la sicurezza, insomma, poi uscire di sera, sapere che ci sono certi personaggi, insomma, ti preoccupa abbastanza. Speriamo non ce ne siano altri in giro per Spinea, però adesso l'hanno preso, meglio così. Fa un po' di preoccupazione, però c'è sempre gente così in giro per il mondo, quindi non mi sconcerta la roba. Il fatto che magari si pensa di vivere in una città sicura non implica che sia realmente sicura. Non dico che bisogna sempre guardarsi le spalle da chi è amico o anche da chi è nemico, però non bisogna mai sottovalutare magari una persona che possa presentarsi simpatica, piacevole agli altri. Può sempre nascondere qualcosa, anche semplicemente un malore interno che non vuole esternare o un qualcosa di cui non vuole parlare. Io consiglio sempre a tutti di iniziare magari un percorso psicologico. Scartata la pista dello spaccio, gli inquirenti ipotizzano un movente legato al timore della diffusione di un video privato compromettente di Salvagno con un trans, di cui la gente temeva la diffusione tra i telefoni. Per l'accusa, Vescovo avrebbe preso parte sia all'esecuzione nelle campagne di Malcontenta, sia al sequestro del giovane all'uscita di un bar a Chirignago. Quello che ho visto io è quello che ho visto sulla videosorveglianza. Ha bevuto una birra, è uscito fuori dalla portata, è andato via fuori dalla portata delle telecamere e si vedeva lui e i suoi piedi e un'altra persona. In ogni caso, le ricerche dell'arma e gli accertamenti su eventuali altri complici proseguono. Incidente questa mattina intorno alle 5 in autostrada A4 tra Meulo e San Donà di Piave all'altezza di Fossalta di Piave. Stando ad una prima ricostruzione al vaglio della polizia stradale, un autoarticolato ha cominciato a sbandare e ha terminato la propria corsa contro le barriere centrali della carreggiata. Nel violento urto è rimasto coinvolto un furgone che stava sopraggiungendo nella stessa direzione ed era in fase di sorpasso. 2 i feriti fortunatamente lievi che erano a bordo del furgone. Provvidenziali si sono rivelate le barriere di sicurezza che hanno impedito il salto di carreggiata nella direzione opposta del mezzo pesante. Al momento dell'incidente il traffico scorreva normalmente, poi chiaramente si sono formate lunghe code in direzione Trieste. È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Azzurra Breda, la 12enne di Sant'Angelo di Piove di Sacco, morta l'ultimo giorno dell'anno a causa di un'influenza. Dopo la denuncia dei genitori
è partita l'inchiesta giudiziaria. 90 giorni di tempo, come da prassi, per depositare i risultati completi dell'autopsia eseguita sul corpicino di Azzurra Breda. 12 anni, la piccola è morta il 31 dicembre scorso in un letto della terapia intensiva pediatrica dell'azienda ospedaliera di Padova, dove era arrivata per la seconda volta in pochi giorni, accompagnata dal padre per i gravi sintomi causati da una sindrome influenzale. Una morte che ha gettato nello sconforto una famiglia e tutta la comunità di Sant'Angelo di Piove di Sacco e su cui i genitori hanno chiesto di far piena luce presentando una denuncia ai carabinieri. Da qui il fascicolo aperto dalla Procura di Padova, che vede indagate 3 dottoresse con l'accusa di cooperazione in omicidio colposo. Si tratta della pediatra di famiglia, di una specializzanda di 33 anni e di una pediatra strutturata dell'azienda ospedaliera, presenti all'esame autoptico attraverso consulenti di parte nominati anche dalla famiglia di Azzurra accanto ai 2 medici incaricati dalla Procura. La domanda a cui gli esperti dovranno rispondere è quale patologia possa avere causato una morte così rapida. Tutti nella famiglia di Azzurra avevano avuto l'influenza a fine anno, i genitori e anche la sorellina più piccola. Il 29 dicembre, dopo un consulto telefonico con la pediatra, il papà e Azzurra si rivolgono al pronto soccorso. La 12enne viene visitata e dimessa. Il 30 dicembre, dopo un altro consulto telefonico con la pediatra, Azzurra torna al pronto soccorso e viene ricoverata e poco dopo trasferita in terapia intensiva, dove muore la mattina del giorno dopo. Eseguita l'autopsia, si attende adesso la restituzione del corpo alla famiglia. L'auto di una 69enne che invade la corsia opposta, una cisterna carica di vino che si ribalta e schiaccia un furgone. Il drammatico incidente è accaduto ieri mattina nel Trevigiano a Maserada sul Piave, a perdere la vita un 70enne di Porto Tolle. Praticamente io venivo normalmente da quella parte e questa macchina mi è venuta addosso e non lo so se si è addormentato o se stava al telefono e mi sono allargato il più possibile a destra, ma no, c'era il guardarai lì e non sono riuscito a... Poi il camion si è stravolto. Ancora sotto shock ma rimasto illeso è il camionista coinvolto nel drammatico incidente avvenuto in via Piave a Salettuol di Maserada. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ad un uomo di 70 anni alla guida di un furgone doblò. Si tratta della prima vittima della strada del 2026 nella provincia di Treviso. Secondo quanto emerso finora, una Fiat Panda, condotto da un'anziana 69enne di San Polo di Piave, avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, tagliando la strada a un'autobotte carica di vino e diretta verso Treviso. Nel tentativo di evitare l'impatto, il 58enne alla guida del camion ha sterzato, ma non è riuscito a evitare il ribaltamento del mezzo, che è finito nella strada sottostante, schiacciando il furgone che procedeva in senso opposto. Ad assistere alla tremenda collisione anche un altro testimone che conferma la dinamica dell'accaduto. Il camion, appena visto che la Panda gli stava venendo addosso, si è spostato tutto sulla destra, ha preso con le gomme l'erba, ha fatto l'elastico con il guardrail e ha preso la signora sulla sinistra capottandosi. Del furgone noi ce ne siamo accorti quando, dopo aver soccorso la signora, c'è stata una moglie di quello che era dietro di me che è stata là nella vigile eccetera. Noi siamo venuti qua per vedere il camionista come stava eccetera e ci siamo accorti del fiorino sotto. Abbiamo cominciato a chiamare a gran voce se c'era qualcuno, nessuna voce e... Alla guida del doblò c'era Severino Bellan, di 70 anni, residente a Porto Tolle, morto sul colpo. Il suo corpo è stato estratto dalle lamiere solo intorno alle 12:30, dopo un lungo e complesso intervento dei vigili del fuoco. Per sollevare il camion ribaltato è stato necessario svuotare l'autobotte del vino trasportato. Oltre alla donna è stato portato in ospedale anche un 73enne di Oderzo, a bordo di una Ford, leggermente ferito e in stato di shock. Sul posto il SUAM 118, intervenuto anche con l'elicottero di Treviso Emergenza, la polizia locale di Maserada e i carabinieri per i rilievi. Via Piave è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per diverse ore. Fortunatamente è stata esclusa la presenza di una seconda vittima, ipotesi emersa nei primi concitati momenti dei soccorsi, quando non si sapeva ancora quante persone potesse avere schiacciato la cisterna carica di vino.
Una corsa disperata verso l'ospedale di Vicenza, poi oltre mezz'ora di tentativi per rianimarla, ma per la piccola Ambra Alilovic non c'è stato nulla da fare. La procura ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Avrebbe compiuto 4 mesi oggi. Il cuore della piccola Ambra Alilovic invece ha smesso di battere ieri mattina improvvisamente nel campo nomadi di Sandrigo, gettando nella disperazione la sua famiglia e l'intera comunità. Poco dopo le 8 la chiamata al 118. Presto, correte, il cuore di nostra figlia ha smesso di battere. In quel momento uno dei camper della famiglia era già lanciato a tutta velocità verso la città. La posizione segnalata alla centrale del SUEM è il parcheggio di un bar di via Chizzalunga, lungo la Marosticana. Automedica e ambulanza vengono inviate in codice rosso, ma quando i soccorritori arrivano sul posto non trovano nessuno. La famiglia ha già deciso di proseguire direttamente verso il San Bortolo, nel disperato tentativo di guadagnare tempo. Al pronto soccorso li attendono i medici guidati dal primario Foscarina Dalla Rocca e l'equipe della terapia intensiva pediatrica coordinata da Paola Ferrarese. Le manovre di rianimazione vanno avanti per oltre 30 minuti, ma ogni sforzo risulta vano. Il decesso viene constatato davanti ai genitori, ai fratellini, ai nonni e agli zii, arrivati in ospedale in una ventina. Per prevenire possibili tensioni, al posto di polizia dell'ospedale si aggiungono in pochi minuti le volanti della polizia e una pattuglia dei carabinieri. La squadra mobile, coordinata dal vicequestore Lorenzo Ortensi, ascolta subito i genitori. La procura di Vicenza, con il sostituto procuratore Roderick Blattner, apre un fascicolo senza indagati e dispone l'autopsia per chiarire le cause della morte. Non c'erano state avvisaglie né patologie note. Sarà l'esame medico-legale a dover dire perché il cuore di Ambra si sia fermato in un mattino che per una famiglia e per un'intera comunità si è trasformato in tragedia. A Treviso, bimba di 10 mesi in ospedale per aver ingerito dell'hashish. I genitori, una coppia di italiani, segnalati alla magistratura. Bambina finisce al pronto soccorso per aver ingerito dell'hashish contenuto in un dolce, un biscotto. La piccola è stata presa in cura dai medici del Cafoncello di Treviso che l'hanno attentamente seguita, prima in terapia intensiva, poi in reparto in pediatria fino alla ripresa. L'episodio è accaduto ai primi di dicembre e ha visto coinvolta una bambina di 10 mesi accompagnata al pronto soccorso dai genitori preoccupati per lo stato di sonnolenza e astenia manifestato dalla figlia, dopo, stando a quanto riferito ai medici, aver ingerito accidentalmente un pezzettino di hashish. Il caso è stato immediatamente segnalato dall'ULSS 2 all'autorità giudiziaria, sono stati attivati i servizi sociali e l'ente interprovinciale maltrattamento minori. Si è svolto inoltre un tavolo tecnico nel quale è stato definito un percorso di dimissione protetta della bambina comunicato ai genitori che tuttavia 10 giorni dopo il ricovero hanno deciso di lasciare l'ospedale in autodimissione, vale a dire contro il parere medico e assumendosene le responsabilità. Una 14enne di Bassano è stata adescata sui social da un uomo napoletano di 47 anni che è stato arrestato per violenza sessuale, digitale e adescamento di minore. L'adescamento online di una adolescente di Bassano costa le manette a un 47enne. L'inchiesta era partita dalla denuncia del padre agli agenti del commissariato. Il genitore aveva scoperto i contatti tra la figlia e un uomo conosciuto sui social. L'individuo aveva instaurato una relazione con la minore, inducendola a inviare immagini e video a contenuto sessuale. La Procura di Venezia ha contestato i reati di produzione di materiale pedopornografico, violenza sessuale in modalità telematica e adescamento di minore. La Polizia Postale ha svolto accertamenti e perquisizioni. Nonostante un primo provvedimento del questore e il blocco dei profili, l'uomo aveva continuato a contattare la ragazza. Il GIP di Venezia ha perciò ordinato l'arresto del 47enne. Lo psicologo e psicoterapeuta Lino Cavedone, esperto del mondo giovanile, sottolinea: complimenti al genitore che ha monitorato precocemente questo tipo di situazione. È chiaro che poi una ragazzina di 14 anni può vivere il fascino di un adulto che dimostra interesse nei suoi confronti dal punto di vista del femminile, quindi della sessualità. Ma i genitori devono costantemente monitorare i figli. Anche se può sembrare una mancanza di fiducia nei confronti della figlia. In questo caso abbiamo uno sbilanciamento importante di potere decisionale, abbiamo un adulto
che ha avuto sicuramente un blocco evolutivo per cui non si sente in grado di relazionarsi con un femminile adulto e si sente adeguato ad una relazione con un femminile acerbo, precoce. E quali sono i segnali che i genitori non devono sottovalutare? I cambiamenti dell'umore, le modalità di gestire anche l'abbigliamento, l'attenzione al trucco, quindi è chiaro che in queste situazioni tutti gli aspetti riguardanti la seduttività sono evidentemente accentuati. Rubano coltelli e spumante in un ristorante a Padova, arrestati 2 diciottenni. In trasferta a Padova da Milano per una notte di furti, protagonisti 2 ragazzi egiziani di 18 anni arrestati dopo una spaccata in un ristorante del quartiere Arcella, denunciato il complice minorenne che era con loro. La polizia li ha trovati dopo la chiamata verso le 2 di notte di alcuni residenti che avevano sentito rumori di vetri in frantumi e avevano notato le sagome di 2 uomini, una di queste con un passamontagna calato sul volto. La banda di ragazzini infatti aveva appena lanciato un sasso contro la vetrina della pizzeria in zona San Carlo. Poi, mentre 2 di loro facevano da palo all'esterno, uno era entrato nel magazzino del locale e aveva rubato dalla cucina dei coltelli e una bottiglia di spumante. Alla vista dell'auto della polizia i 3 avevano tentato la fuga ma erano stati raggiunti e controllati. I poliziotti tornati nel locale avevano visto anche i segni del furto, i vetri rotti, la prima finestra forzata, la pietra abbandonata e il passamontagna nascosto in una siepe. Portati in questura è risultato che entrambi i diciottenni egiziani avevano precedenti per reati contro il patrimonio. Anche il 17enne italiano era già stato denunciato in passato per furto, estorsione ed invasione di edificio. I 2 maggiorenni sono stati così arrestati. Lasciamo per un attimo la cronaca, ci spostiamo a Feltre dove si sono conclusi i lavori di adeguamento dello stadio Zugni Tauro. Da poco si è conclusa la conferenza stampa per la presentazione dell'intervento e allora ci racconta tutto in diretta il nostro Fabio Fioravanti con Stefano Bozzi. Buongiorno a te Fabio e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie per la linea, siamo allo Zugni Tauro di Feltre, lo stadio che ospiterà la Serie C, parliamo di calcio, la Dolomiti Bellunese. Abbiamo qui con noi il presidente Paolo De Cian e abbiamo Dario Bond che è qui da assessore regionale o da presidente dei fondi comuni confinanti? Beh, insomma, da presidente dei fondi comuni confinanti, visto che questo fondo ha nella quota provinciale, e devo ringraziare il presidente Parrin della sensibilità che ha avuto, finanziato l'intero ammontare della cifra, 900.000 euro, per rendere questo stadio una chicca, un bellissimo stadio per la Lega Serie C, Lega Pro, Girone A, ma anche per renderlo fruibile con un'illuminazione importante, con un centro stampa e con una serie di servizi importante anche e fruibile anche per altre discipline sportive, l'atletica ma anche altre attività. Quindi la mia è una grande soddisfazione perché qui finalmente abbiamo un bel stadio su una bellissima cittadina che è Feltre. Le faccio adesso una domanda che non è rivolta né all'assessore né al presidente, ma al feltrino, tra virgolette, Dario Bond, che ci raccontava prima chi era Zugni Tauro. Zugni Tauro è una figura importantissima, è una delle famiglie più importanti di Feltre, che ha donato tante risorse alla collettività, dagli ospedali alla realizzazione di altre opere, ed è stato intitolato questo stadio proprio per la sua grande lungimiranza, per la sua grande capacità di dare alla collettività dei beni propri. E allora invece parliamo di calcio con un sognatore, perché siamo in onda su Antena 3, che è la storia dell'emittenza televisiva trevigiana, una storia lunga, gloriosa. Con chi? Con il Treviso sogna il derby. Sì, il Treviso l'anno scorso era nel nostro girone, abbiamo fatto 2 grandi partite, mi auguro che anche loro possano ritornare in campionato professionistico, anche perché è sempre una bella partita, è un bel campanile che rimane e sicuramente saranno una bella festa di sport tra ritrovare il Treviso in categoria. Poi la prima cosa che dobbiamo fare è noi dobbiamo cercare di rimanere in questa categoria. Ecco, lei, Bondo, adesso si ricorda l'ultima Serie C del Belluno, quanti anni fa è l'ultima serie? Vediamo se, no, secondo lei quanto? Così, secondo, a occhio.
25-30 anni fa? 20 anni fa quando c'erano le due, la C2 e la C1, e 50 anni quando c'erano la C con i 3 gironi, la C, B e A. Questa fusione tra Feltre, Belluna e Serico funziona? Sì, la fusione funziona, abbiamo veramente abbattuto tutti i campanili, abbiamo fatto capire a tutto il territorio quanto voglia dire fare squadra insieme, e probabilmente questa cosa qua anche in tutto il territorio lo sento che viene apprezzata anche da altre realtà, perché capiscono che fare squadra vuol dire migliorare e portare il nostro territorio a certi livelli di visibilità e di apprezzamento in tutto il territorio nazionale. Tra l'altro ricordiamo una Serie C, no, se non sbaglio, dove gioca anche il Vicenza, quindi altro bel derby in vista. Beh, il derby col Vicenza, quest'anno ci sono veramente bellissime squadre, perché c'è il Vicenza, c'è la Triestina, c'è la Provercelli che è una storia. Vedere in quello stadio gli scudetti. No, a Provercelli vedere 6 scudetti, uno che ha passione di calcio, sono quelle emozioni che sono belle da vedere, e su stadi importanti, tipo adesso andiamo a giocare fra... Fra l'altro questo stadio debutta tra poco, perché mancano quante ore? 48 praticamente, e con una gran bella squadra, perché la prima squadra che giocherà con i Dolomiti Bellunesi allo Zugni Tauro sarà il Lecco. Sì, il Lecco l'abbiamo incontrata e ci hanno anche veramente bastonato. Mi auguro nella partita che andiamo a svolgere sabato dietro i ragazzi dobbiamo fare una grande prestazione e onorare la maglia che indossano. Dopo il risultato ben venga, speriamo di far bene, però se gli altri meritano e vincono alziamo tanto il cappello, però noi siamo pronti e mi auguro che facciamo una grande partita. Fondo ai comuni confinanti, mi ricordo l'impegno che il presidente Bond ha sempre voluto per gli eventi sportivi, per esempio ricordiamo le tappe del Giro d'Italia, e per l'impiantistica sportiva, come in questo caso, che non è l'unico. Quanto è importante lo sport per il futuro delle terre alte, anche nell'ottica di evitare lo spopolamento? È importantissimo, pensate che gli stadi che abbiamo, i campi che abbiamo realizzato di tipo sintetico, che sono 6 e altri ne verranno fatti, sono sempre pieni di ragazzi e di genitori, quindi vuol dire che è un punto di aggregazione, un punto bello di aggregazione e anche di grande sport. Ringrazio Dario Bonda che ci ha fatto compagnia, ringrazio il Presidente che è rimasto con noi, entrambi avevano appuntamento e mi fa piacere poter dire che per essere con noi, per essere con voi, hanno posticipato quello che erano degli impegni, perché ovviamente non potevano sapere che gli avremmo chiesto di venire qua, e ci hanno aperto le porte di questo stadio che, ultimissima cosa, sabato a che ora? 14:30. Speriamo ci sia il pienone, grazie per la linea, a voi studio. Grazie davvero Fabio, grazie naturalmente anche ai tuoi ospiti. A Due Ville, siamo nel Vicentino, comune che non dispone di acquedotto, c'è la volontà di predisporre maggiori controlli sui pozzi privati per andare a scongiurare in maniera preventiva qualsiasi tipo di rischio di inquinamento. Siamo a Due Ville in compagnia con il sindaco Giuliano Stivan, perché Due Ville è l'unico comune del Veneto oltre i 10.000 abitanti che non dispone di rete acquedottistica, quindi oltre 4.000 pozzi privati da cui si attinge l'acqua, che devono essere controllati. È stata attivata anche una convenzione per farli controllare? Sì, proprio di recente abbiamo siglato una convenzione con il gestore idrico, che è Viacqua, nella quale è previsto che 50 famiglie possono nell'arco dell'anno del 2026 avere un'analisi di quelli che sono tutti i componenti possibilmente inquinanti delle falde. Diciamo che questa convenzione proroga delle convenzioni precedenti che c'erano, che però avevano meno elementi. Adesso abbiamo inserito il valore dei FAS e questo è molto, lo devo dire, incide molto nel costo. Vuol dire che se prima una famiglia con 150 euro, che era la quota del 30%, poteva avere l'analisi, adesso andremo fra i 250 e i 300 euro, perché l'analisi complessiva costerà attorno ai 900 euro. Ecco, il Comune si è adoperato proprio per venire incontro alle famiglie? Assolutamente sì. Col problema che sta emergendo adesso col discorso dei FAS della zona appunto dell'Ovest, Malo, Marano, della Pedemontana Veneta appunto, abbiamo fatto una richiesta intanto all'US8 di fare un sondaggio su tutti quanti quelli che sono i pozzi dei fabbricati del comune, che sono palestre, il municipio, le scuole, e fortunatamente, lo voglio dire, tutti i parametri sono perfettamente nella norma, per cui tranquillità ai cittadini che i parametri sono nella norma. Questa convenzione va effettivamente a mettere sotto
tutela, sotto controllo le famiglie che vogliono essere certe che l'acqua bevono è un'acqua potabile e possono bere in tranquillità. Ecco, e lei sta anche spingendo sul fronte acquedotto. Lei a breve invierà una richiesta anche al Presidente della Regione? Assolutamente sì, cioè, siamo nel 2025, è impensabile ormai che un comune come Due Ville di 14.000 abitanti, sopra praticamente la soglia di 10.000, è l'unico comune in Veneto senza acquedotto. È vero che da qui diparte l'acquedotto di Padova, ma noi che preleviamo tutto il paese, sono 4.000 pozzi, l'acqua, dobbiamo avere anche noi la certezza che in qualsiasi momento beviamo acqua buona. Per cui andrò a chiedere al Presidente Stefani, abbiamo già avuto dei contatti con i vari gestori, Viacqua, Acegas Padova, che preleva l'acqua da qui, per avere un contributo significativo per la realizzazione dell'acquedotto. Non è più procrastinabile. Ecco, io ringrazio il Sindaco per essere stato con noi. E noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per parlare del settore legno e per parlare anche di una novità che in anteprima presenteremo qui, perché poi la presentazione ufficiale sarà lunedì, per mettere in rete i protagonisti del legno, ma anche per conoscere meglio questo elemento naturale così fondamentale che ci circonda ma che spesso non conosciamo così bene. Tutto questo ce lo racconterà Giancarlo Milanese, referente del gruppo Legno per Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Buongiorno e grazie per essere con noi. Allora, intanto cerchiamo di inquadrare quella che è la questione del settore legno. Qual è lo stato di salute di un settore che ha avuto alti e bassi in tutti questi anni, che ha sofferto anche dei cambiamenti, delle crisi che ci sono state nella nostra economia? Beh, diciamo innanzitutto che dopo il periodo legato al Covid e e agli anni in cui c'era a disposizione il bonus edilizia, che è coinciso con un incremento esponenziale del fatturato e degli affari per il settore, adesso in maniera direi naturale si sta registrando una flessione che dura ormai da 2 anni. Il comparto per quanto riguarda l'Italia, il Veneto e Treviso è un comparto di primaria importanza. Il Veneto da solo rappresenta 1/4 in termini di volume d'affari del settore, la provincia di Treviso all'interno del comparto legno arredo è la prima provincia in termini di export. I dati locali parlano di 1.400 imprese, 18.000 addetti. Diciamo che la caratteristica principale delle imprese della filiera legno arredo è che per l'88% è rappresentata da imprese di piccole dimensioni. L'88% ha un volume d'affari al di sotto dei 2 milioni, e questo anche per i temi legati alla sostenibilità, che un po' sono il tema che vuole sviluppare questo progetto, a volte rappresenta un problema. Un problema anche l'essere competitivi, conoscere quelle che sono proprio le nuove frontiere di un settore che comunque rappresenta, ce l'ha detto lei con questi numeri, un punto importante per la nostra economia. Ed è da qui che parte questa nuova iniziativa di questo primo museo digitale della sostenibilità del legno, una xiloteca a tutti gli effetti online, che come detto verrà presentata nei prossimi giorni. Qual è l'obiettivo iniziale e che cos'è una xiloteca? Beh, una xiloteca è una raccolta di legni. Ecco, nella fattispecie il progetto ha voluto digitalizzare una xiloteca reale che si trova attualmente presso la scuola di formazione professionale Lepido Rocco. Formalmente la xiloteca è stata creata nel 2011 da Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, che ha acquistato una collezione da Francesco Velo, che è un nostro associato, una segheria, che nel corso di 60 anni è riuscito con
con pazienza e passione a raccogliere più di 300 essenze di legni da tutto il mondo. Ecco, chiedo scusa se la interrompo, chiedo alla regia, possiamo mostrare appunto in anteprima assoluta questa xiloteca online, in modo che possiamo capire anche come navigarci all'interno, come le aziende potranno scoprire il mondo del legno. Appunto lei diceva si può capire di più del legno, infatti leggo qui una delle tante voci, oltre 300 specie probabilmente da ogni continente, cosiddette in tavole autentiche. Prego. Sì, ecco, questo proprio 300 specie rappresentate da tavole autentiche, questo rappresenta una caratteristica fondamentale della xiloteca. È in termini assoluti la raccolta di legni più importante in Europa se parliamo di dimensioni delle tavole, nel senso che le xiloteche che si trovano anche in tanti musei o in altri paesi d'Europa e del mondo sono costituite da piccoli pezzettini, da tessere di legno. Questa xiloteca invece è una xiloteca fatta di tavole, a volte anche tavole alte 2-3 metri, okay? Quindi per dimensione è la più importante a livello europeo. Ed è un patrimonio che abbiamo qui a Treviso, presso, fisicamente, ripeto, la Lepido Rocco. Però adesso sarà messo a disposizione di chiunque, che potrà anche a distanza, diciamo così, visitare, scoprire, capire di più, ma conoscere anche altri protagonisti del settore del legno. È questo l'obiettivo, cioè è funzionale proprio per le imprese? Sì, questa... sicuramente xiloteca.it non ha solo l'obiettivo che ruota attorno alla collezione di per sé, anche se è nata inizialmente come progetto, nel senso che una xiloteca di norma si pone degli obiettivi di educazione, degli obiettivi culturali. Noi con xiloteca.it abbiamo voluto estendere questi obiettivi a tutto quello che può impattare con il termine sostenibilità. Perché? Perché sostenibilità è il tema dei temi per la filiera legno-arredo, nel senso che le strategie di sviluppo e anche di sopravvivenza, diciamo, delle imprese si fondano sui temi della sostenibilità. La sostenibilità è un elemento strategico che deve essere governato nella giusta maniera, che per tanti rappresenta un'opportunità, ma per tanti può rappresentare anche un pericolo. Quindi è una sfida che il settore sta portando avanti ormai da alcuni anni e che a seconda poi del settore o della posizione delle aziende in filiera riveste delle valenze particolari. Le norme sulla sostenibilità sono complesse. Da qui entra in gioco quel tema, quel ragionamento che faceva prima di come per le piccole aziende che rappresentano il tessuto nostro economico non sia così semplice stare al passo con i tempi. Assolutamente no. Da un lato la complessità delle norme. Faccio un esempio: a metà di quest'anno doveva entrare in vigore il regolamento EUDR, che è un regolamento che sostanzialmente si prefigge di governare tutti i temi della sostenibilità rispetto all'utilizzo del legno in Europa, però introducendo rispetto alla normativa che già era pesante, quella attualmente esistente, delle dinamiche di registrazione e di dichiarazione elettronica molto complesse. Questo ha rappresentato un problema di applicazione, ok? E quindi adesso la Comunità Europea ha deciso l'ennesimo rinvio proprio per le difficoltà che si stanno incontrando a livello di applicazione. Diciamo che comunque in Europa va sottolineato che l'utilizzo del legno è un utilizzo fortemente normato dal rispetto di regole. In Europa non si possono usare per esempio legni provenienti da piantagioni illegali, oppure tagliati in maniera illegalmente, oppure tagliati senza rispettare le normative del paese d'origine. Questo impone che una serie di
adempimenti cogenti, stringenti a livello di registrazione delle imprese che immettono in Comunità Europea per la prima volta legni provenienti da paesi extracomunitari, ma impongono anche regole stringenti per chi abbatte in Italia o in Europa il legno e lo immette per la prima volta, quindi adempimenti e regole che impattano anche su chi produce in Italia per la prima volta il legno, cioè da albero produce il legno, e quindi c'è questa situazione qua. A fianco di queste norme comunitarie bisogna tenere in considerazione che tanti temi della sostenibilità impattano su regole imposte dai grandi player internazionali. Okay? Qua nella nostra zona ci sono tante imprese che lavorano per questi marchi, insomma uno conosciuto a livello mondiale inizia per I, nel senso che tante normative devono essere rispettate se vuoi far parte della catena di fornitura di questi grandi player, e anche in questo caso insomma la sostenibilità assume proprio un ruolo di spartiacque o di filtro tra un'impresa che ha potenzialità per poter svilupparsi anche nel futuro e impresa che potrebbe trovare delle difficoltà. Ecco, queste informazioni appunto è possibile recuperarle, trovarle all'interno di questa xiloteca, che però è anche a disposizione del consumatore finale, perché la sostenibilità passa anche attraverso un giusto comportamento di chi poi va a acquistare quel mobile. Assolutamente, diciamo che il progetto, che è un progetto nato scorsa primavera e finanziato dalla Camera di Commercio Treviso Belluno Dolomiti, vuole incrociare i temi legati alla conoscenza, okay, e all'educazione e alla cultura, quindi ha una valenza rispetto a studenti o a cittadini, proprio con l'obiettivo di far aumentare la consapevolezza dell'uso sostenibile del legno. Ovviamente l'obiettivo principale è quello di fare in modo di creare dei supporti e dei servizi a favore delle imprese in tema di sostenibilità. Questo lo stiamo portando avanti, il progetto lo sta portando avanti attraverso una collaborazione con dei partner, che sono i partner a livello nazionale che si occupano di consulenza e nel settore della sostenibilità e nel settore poi, che anche questo è importante, delle norme tecniche sulla costruzione di mobili e arredi, come potete magari immaginare, le norme legate alla sicurezza. C'è anche un partner che è Legno Veneto, che è un'iniziativa anch'essa camerale, che gestisce i bandi per il taglio dei boschi comunali anche in provincia di Treviso, Belluno, Vicenza, e quindi l'idea è stata quella di mettere assieme questi partner per due motivi: da un lato avere fonti di informazione che poi vengono condivise nel sito, e dall'altro mettere a disposizione servizi che gli utenti, aziende, possono chiedere tramite il portale. Insomma, questa xiloteca.it sarà a disposizione di chiunque voglia scoprire un po' di più di questo meraviglioso mondo che è il mondo del legno, all'insegna nella chiave della sostenibilità. Grazie davvero. Grazie a Giancarlo Milanese, referente del gruppo Legno per Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Torneremo a parlare di questo importante settore per capire anche come si evolverà e anche che riscontri ci saranno da questo nuovo servizio. Noi intanto però ci fermiamo per la pubblicità. Siamo tornati in diretta e non sono sola. Dall'ospite di prima a due ospiti, li conoscete benissimo perché insomma sono volti che voi appassionati di Antenna 3 avete imparato a conoscere. Sono Zeno e Pietro, o meglio sono Igor Barbazza e Davide Stefanato. Ben ritrovati. Grazie. E
E allora sono qui perché sapete, ve l'abbiamo ricordato in tutte queste giornate, che torna, non se ne sono andati, ma sono pronti a risalire a bordo del loro pulmino. Una buona giornata 2, seconda stagione, ma per quei pochissimissimi telespettatori che non avessero visto proprio la prima stagione. Infatti. Chi sono Pietro e Zeno? Che cosa stanno facendo? Perché stanno continuando a girare? Portando però un'eredità anche importante. Molto, la portano, un'eredità importante, ma la cercano un'eredità importante. Questi due fratelli, che sono stati lontani molti anni, non si sono visti per molti anni, si riuniscono in occasione del funerale del loro nonno. Questo nonno, che è comunque una persona che era piena di vita, dal modo divertente, simpatico, gogliardico, decide di rimetterli insieme alla ricerca della sua eredità. Regala prima di tutto un pulmino bellissimo anni 70, dentro questo pulmino troviamo degli indizi. Dobbiamo trovare questa eredità, e l'eredità in primis è quello di girare il nostro Veneto, posti bellissimi al nostro Veneto, alla ricerca di questi indizi che ci porteranno a, eccolo qui il pulmino che arriva, l'eredità di nostro nonno. E avete, Igor, già fatto scoprire ai telespettatori che hanno seguito le puntate della prima stagione dei luoghi meravigliosi della nostra regione, perché un po' al di là della storia che ci ha raccontato adesso Davide, c'è proprio la voglia di scoprire alcuni luoghi incantevoli della nostra regione. E che cosa scopriremo in questa seconda stagione? Cosa potete svelarci? Beh, in realtà noi continuiamo a portare in scena posti meravigliosi del nostro amato territorio. Ricordiamo che siamo veneti e trevigiani doc, quindi abbiamo un amore forte per questa terra, a tal punto che riesco a trasferirlo anche alle persone che ho incontrato nella mia vita, dato che ho vissuto a Torino, ho vissuto a Roma, ho vissuto a Milano, e dopo un po' mi piace quando mi dicono però ami il tuo territorio? Sì, e appena ho potuto sono rientrato a casa mia. E quindi questo prodotto è eccezionale sotto tanti punti di vista, perché porta in scena sicuramente dei valori, quindi l'unità familiare, no? E il fratello Zeno, che sono io, che è stato per tanto tempo via, e torna a casa e rincontra suo fratello, e quindi grazie al nonno intraprendono questo viaggio che io definisco magico, perché è un viaggio che secondo me tutti noi dovremmo fare. Si stacca la spina, si smette di pensare ai reali problemi quotidiani e ci si immerge appunto nella magia, nella bellezza del Veneto. E il complimento più bello che ci fanno, e che mi piace raccontarvi oggi, è quando le persone ci fermano e ci dicono: noi in quel quarto d'ora viaggiamo con voi. Perché molte persone non hanno avuto la fortuna di visitare alcuni dei nostri paesaggi. E quindi io invito tutti ad andare in vacanza a visitare l'Italia, però prima date un'occhiata anche al Veneto, perché abbiamo dei posti che anche noi abbiamo scoperto grazie a una buona giornata e sono veramente meravigliosi. E capisco perché il turista è attratto da questo tipo di luoghi, perché sono veramente incantevoli. Ecco Davide, voi avete girato una sitcom, però in realtà anche voi state scoprendo, lo diceva adesso Igor, dei posti meravigliosi, oppure state tornando in posti che avete visitato e magari li visitate con un occhio diverso. Ma guarda, è molto bello perché quando andiamo alla ricerca di questi posti, quando andiamo alla ricerca di location, molte volte rimaniamo stupiti anche noi di non conoscere alcuni luoghi. Noi chiediamo, andiamo su quel posto, chiediamo alle persone e ci dicono: andate a vedere questo, andate a vedere quest'altro, cose che noi che siamo veneti da una vita non conosciamo. Mi è capitato di recente una signora che ha detto: mi dai dei consigli di viaggio? E io sono partito dicendo no. Qui in Veneto, dove posso andare? Su quel pulmino io mi diverto tantissimo, viaggio con voi. Dove posso andare questa domenica con mio marito? E quindi adesso ho deciso di aprire un'agenzia di viaggi per andare in giro per il Veneto. E questa sarà la prossima puntata. Com'è essere l'uno il fratello dell'altro? Guarda, comincio io dicendo che negli ultimi... ti piacerebbe essere davvero il fratello di... Ma ormai è così, perché negli ultimi 6 anni siamo insieme praticamente notte e giorno, e di conseguenza lo siamo diventati, ed è una cosa... Io non ho fratelli, ed è una cosa affascinante, perché devi apprezzare quelle che sono le qualità, devi cercare di ovviare a quelli che sono i difetti. Adesso Barbazza dirà che lui chiaramente non ne ha, ok? E come posso dare torto a questo grand'uomo che non ne ha? Ed è una bella storia, una bella avventura che mi sta arricchendo moltissimo, sono sincero, non solo in scena ma anche nella vita. Ogni tanto mi manda
quelle gag che escono sui social network dedicati al leone. Io di segno zodiacale sono leone, no? Quindi il leone, ti lascio immaginare, il re della foresta, eccetera. Lui mi scrive, ma sei esattamente tu? Quindi no, dico, ma non mi sei, sì, fidati, io che ti vivo 7/7, H24, sei esattamente così. Mia madre dice una cosa simpatica, dice, amore mio, tu non hai tanti difetti, ne hai pochi, ma quei pochi sono grandi. Esatto. Igor, tu hai fratelli, sorelle? Sì, ho una sorella che si chiama Gloria, ho anche 2 nipoti, ho una bambina, insomma è una situazione familiare positiva e devo dire che mia sorella è stata l'esatto contrario mio. Io sono sempre stato il figlio vivace, invece la seconda meravigliosa, insomma, e tuttora ci divide questo carattere completamente opposto, ma insomma io dico sempre che sono stato molto stimolante per i miei genitori. In tutti i sensi. C'è questa figura che c'è perché comunque dal via questo vostro viaggio, che è il nonno. Mi piacerebbe chiedervi com'era, se avete avuto la fortuna di conoscere i vostri nonni e com'è stato il rapporto con questi nonni, che è inevitabile anche nelle famiglie che cambiano, che restano il fulcro principale, restano quell'anima che è sempre bello sentir raccontare. Guarda, io ne ho conosciuto uno di nonno, che era una forza della natura, faceva il barcaro, il barcaiolo sul fiume. E il rapporto, chiaramente, io ero piccolo, avevo questa figura enorme anche fisicamente che ho sempre adorato, ma questo nonno in una buona giornata è diventato per noi e per la gente che ci guarda un simbolo di quella che è la tradizione, un simbolo di quello che è il Veneto di una volta, ma anche il Veneto di adesso, perché noi non abbiamo mai avuto l'intenzione di fare un'operazione nostalgia, abbiamo l'intenzione di portare quella che è la tradizione veneta a quello che è i giorni nostri. Conoscere il Veneto, conoscere i veneti, conoscere i posti, secondo me è una cosa che in qualche modo si rischia di perdere e noi non vogliamo assolutamente perderlo, e il nonno rappresenta tutto questo in qualche modo. Quei valori di cui parlavi inizialmente, Igor. Sì, ho fatto una premessa, insomma vengo da una situazione familiare positiva, ho detto, e probabilmente questa cosa si traduce anche in tutte le cose che portiamo in scena. Davide, insomma, anche lui testimoniare che, insomma, che lui viene da un percorso di vita sicuramente buono, per cui è caratterizzato da tradizioni, usi e costumi. Io ho avuto la fortuna, e oggi a 50 anni quasi me ne rendo conto, ho avuto la fortuna di vivere tutta la mia vita, gran parte della mia vita, perdonami, con la nonna in casa. Io ho conosciuto 3 nonni e la nonna materna ha vissuto con me, cioè dalla nascita fino al momento in cui se n'è andata, ed è stata una donna non di grande cultura per motivi ovviamente economici, insomma parliamo di veramente 100 anni fa, ma allo stesso tempo parliamo di una persona molto intelligente e poi mi raccontava un sacco di storie, e quindi io ho dei ricordi molto lucidi di quando la sera spesso mi mettevo nel letto con lei e dicevo, nonna raccontami, lei mi raccontava, e oggi è un pochino quello che io e Davide facciamo, no? Una buona giornata comunque racconta storie, in questo caso molto divertenti, però mi piace dire che c'è sempre un sottotesto, c'è sempre una morale, e a teatro facciamo esattamente la stessa cosa, siamo dei raccontastorie, ci piace dirlo, un po' in contrapposizione con quello che oggi fanno tanti nostri colleghi, la barzelletta e il pezzo comico che per forza deve essere condito da qualche parolaccia, perché adesso sembra che la comicità passi attraverso quello. Noi no, andiamo contro tendenza e raccontiamo storie, quindi raccontiamo un territorio che non esiste più, raccontiamo quel Veneto che ci hanno appunto raccontato i nostri nonni e qualche genitore, anche lì sempre con una chiave comunque leggera, divertente, perché è bello che le persone, dal complimento più grande che ci fanno, è vero che viaggiano con noi su quel pulmino, ma staccano la spina da quella che è la quotidianità, perdonami, come dicevo prima, perché oggi accendi il TG, guerre, situazioni difficili, delinquenza, omicidi, suicidi, poi tutto quello che sappiamo, e poi arrivano Igor e Davide ed è quello che noi cerchiamo di fare, quindi ti raccontiamo delle storie però con quella giusta leggerezza che ti consente di staccare la spina a quel quarto d'ora. L'ambizione qual è? Quella di poter fare un prodotto di prima serata. Per farlo servono, sono sincero, delle entrate economiche maggiori, però era importante cominciare, perché quello che abbiamo fatto io e Davide, grazie ad Antena 3, Media Nord-Est, abbiamo fatto la storia, perché nessuno ha mai fatto una fiction sul nostro territorio, con le maestranze del nostro territorio, coinvolgendo le scuole, perché noi abbiamo l'Engine di Oderzo di Treviso che ci sta aiutando, mandano i ragazzi a lavorare da noi. È un piccolo progetto, uso il termine piccolo perché è così, però allo stesso tempo secondo me può andare verso grandi dimensioni. Certo, oggi abbiamo bisogno di avere
l'imprenditore che si possa innamorare di noi, ne abbiamo già un paio di sponsor che poi pian piano citeremo col tempo, e abbiamo bisogno che il territorio veneto si appassioni a quella che è la loro fiction, perché a noi piace dire che è una fiction dedicata al Veneto per i veneti, quindi è come se il nostro prodotto fosse un po' il fiore all'occhiello. Ci piacerebbe, è un'ambizione, un sogno, ma ce la faremo. Ce la farete perché c'è anche tanta voglia e poi c'è l'affetto del pubblico che ci avete detto. È una scommessa che state vincendo, Davide, perché... Sì, parla pure, intanto io incrocio tutte le dita che ho. Ok, perfetto, benissimo, perché non si sa mai. Questi scongiuri poi insomma, con chi fa teatro sappiamo quanto la No, ma è molto difficile perché, adesso si scherza, però ieri lui mi ha detto... A un certo punto diventa serio, cosa c'è? E se tutto quello che stiamo facendo non piacesse al pubblico? Dico, senti, non abbiamo fatto niente sì, di aveva male. una bella giornata ottimista. No, in realtà non stiamo facendo niente di male, stiamo cercando di mettere in campo tutte le nostre risorse, però voglio dire, dai, sappiamo, abbiamo un po' il termometro della situazione, ce l'abbiamo, ma viene data dai dati d'ascolto, perché siamo partiti con x mila persone e abbiamo praticamente quasi x mila più x mila adesso non so se è il caso di, però voglio dire grazie, perché abbiamo aumentato tantissimo i dati share, i dati d'ascolto, quindi vuol dire che c'è tanta attenzione e tanta affezione, quindi grazie veramente di cuore per quello che fate per noi. Perché una buona giornata li ha elencati così in modo a caso, Igor, però ci sono tanti elementi che fanno poi, tanti ingredienti per un menù perfetto, c'è il Veneto, c'è la tradizione, ci sono i valori, c'è l'amicizia, c'è l'amore. Quest'anno ci sarà una storia d'amore, quest'anno una storia d'amore bellissima, con una donna bellissima che si innamorerà giustamente e ovviamente di Igor. Sempre così, sempre. È stato bello perché quando dovevamo scegliere l'attrice che interpretasse questo ruolo, dico, senti, io insomma, a Roma, voglio dire, nei miei 20 anni di carriera ho lavorato con tanti attori, tante attrici, e secondo me questa attrice potrebbe avere il viso giusto, il modo giusto per... E faccio vedere ovviamente la foto a Davide. Davide fa così, guarda, faccio vedere. Perfetta. No, dico, ma aspetta... Ho voluto sapere il curriculum, anche immagine, nel dettaglio. Sì, ormai è brava, è fantastica. Non possiamo il sapere, curriculum parla da solo perché... No, ma voglio dire, Davide la conosce perfettamente, quindi sai, era la prima foto, va benissimo. So che è pure bravo. No, in realtà ci sarà la partecipazione straordinaria di Sara Zanier. Sara Zanier era... per gli amanti di 100 vetrine, Serena in 100 vetrine, quindi il grande amore Damiano e Serena che ha fatto innamorare milioni di italiani. Torniamo a lavorare assieme. Bellissimo. Sì, in una buona giornata 2, e quindi è una cosa bella da raccontare. E poi abbiamo un grande maestro, ma veramente un grande maestro, cinema, teatro, fiction, che si chiama Marco Zannoni. Lui interpreterà l'amico del nonno e sarà quello che avrà un ruolo molto importante, ovvero un monologo meraviglioso. Siamo seduti in una panchina che domina tutta Asiago e lui racconterà un episodio della Grande Guerra. Insomma, ogni anno, ogni stagione ci siamo imposti di andare ad omaggiare i luoghi sacri del Veneto. L'anno scorso il Vajont, quest'anno Asiago, le trincee. Dai, come vedi è mio figlio, quindi sono innamorato, dico un sacco di cose. Però guarda Igor, secondo me ci siamo dimenticati una cosa, perché abbiamo un'altra grande protagonista, una grandissima attrice, e Igor sarà assieme a Sara Zanier, un'attrice meravigliosa. Io per tutta quanta la serie sarò insieme a Fedora, che è una gallina. È vero. Quindi una protagonista della serie sarà questa meravigliosa gallina, che è stata l'attrice più brava di tutta quanta, rispetto a noi, è stata meravigliosa. Più espressiva. Vi accompagnerà quindi. Sì, abbiamo questa gallina che ci portiamo dietro per tutta quanta la serie. Meraviglioso. Stavo dicendo quindi anche la storia, perché appunto i luoghi della memoria, insomma tanti elementi, tanti ingredienti che raccontano poi qualcosa di semplice. E poi c'è l'ironia, un'ironia intelligente che forse manca al giorno d'oggi. Il fatto che tu abbia detto intelligente guardandomi con quell'aria dubbiosa non è bello, però. Ha guardato me, ha detto intelligente, ha detto come mai? Non è bello, però... Alle volte ho delle espressioni che sfuggono al mio controllo. Tradiscono i tuoi pensieri, ma non importa. No, assolutamente. Cerchiamo di fare un'ironia... Non mi permetterei. No, a parte gli scherzi, cerchiamo di fare un'ironia intelligente, nel senso che cerchiamo di divertire in maniera semplice. Noi ci definiamo pop, cioè popolari, ci piace far ridere
partire dal bambino all'adulto, all'anziano, anche negli spettacoli ci piace che il pubblico sia il più eterogeneo possibile. È bello raccontare le nostre storie, è bello vedere le persone che ridono, si divertono, ed è una cosa che ci riempie il cuore, e noi continuiamo a fare questo mestiere che non sempre è facile, ovviamente, giustamente, in primis per questo, perché avere le persone che ti fermano dicendo sono stato bene, mi sono divertito a fine di uno spettacolo o dopo che hai visto la trasmissione è una soddisfazione veramente enorme. Sì, noi li definiamo prodotti all family, nel senso che perché è una domanda che ci fanno spesso: posso guardarlo con mio figlio? Sì, nel senso che sono nati e costruiti proprio per essere guardati dal piccino, dal genitore e anche dal nonno, quindi assolutamente sì. Insisto, non ci sono parolacce, anzi. Questa collaborazione anche con le scuole è un'altra cosa molto interessante e molto importante, perché si avvicinano i ragazzi a tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, quindi a tutti questi valori, al loro Veneto che spesso i ragazzi faticano a conoscere, spinti più a scoprire il resto perché quello che è più lontano è più bello. I ragazzi come reagiscono? Allora, guarda, io ho insegnato a scuola e insegno tuttora sporadicamente perché ho chiaramente meno tempo, e purtroppo è una situazione nella quale i ragazzi hanno bisogno di qualcosa in cui credere. Seppur un progetto come il nostro, che è ancora piccolo, però il fatto che i ragazzi possano trovare qualcosa nel quale riconoscersi, dire c'è la possibilità di fare televisione, c'è la possibilità di fare cinema, c'è la possibilità di raccontare storie, c'è la possibilità di fare un mestiere legato al mondo dello spettacolo. Noi in qualche modo ci mettiamo nella condizione di essere più aperti possibile a questo tipo di approccio. Ci piace quando abbiamo i giovani che vengono da noi, ci piace coinvolgerli, cerchiamo di creare un sistema, non vogliamo solo fare una trasmissione, è ambizioso quello che sto dicendo, ma ci piacerebbe tanto, creare un sistema che possa coinvolgere più persone possibili e soprattutto i giovani. Beh, e poi un'altra cosa importante è che non solo appunto le scuole, e ringraziamo ancora l'Engine di Oderzo di Treviso, ci mandano i ragazzi, quindi trucco, parrucco, i cuochi, quindi durante le pause pranzo abbiamo... Anche a Roma io ho mai vissuto cose così, c'erano i cestini, invece lì abbiamo proprio i cuochi, volete che il sandwich? Va benissimo, oggi facciamo ravioli, va benissimo, quindi cose folli. Ma un'altra cosa molto interessante è che molti ragazzi, molte persone, tieni conto che noi proprio qui vicino abbiamo la nostra piccola accademia con le dovute proporzioni, da bambini dalla terza elementare fino agli adulti la sera, e qualcuno di questi ragazzi e qualcuno di questi adulti hanno partecipato ai nostri progetti. Infatti vedrete un'attrice che è una nostra corsista che reciterà il ruolo dell'amica del nonno, lei si chiama Anna della Coletta, e siamo... indicazioni in più, siamo a Serravalle, quindi a Vittorio Veneto. Voi vedrete recitare questa donna, rimarrete stupiti, in realtà è un'attrice che per passione segue i nostri corsi, ma nella vita ha fatto tutt'altro, quindi è diventata attrice forse da un paio d'anni a sta parte, ma ha un talento che sembra un'attrice di spessore, con tanta esperienza alle spalle, anche perché andare a interpretare quel ruolo lì, simpatico, divertente, un po' pazzo, poi lo vedremo, non voglio svelare troppo, cioè devi avere un pedigree importante. E quindi lei ha dimostrato subito grande talento, e quando c'è stato appunto in fase di casting di andare a decidere chi potesse andare a rivestire quel ruolo, abbiamo pensato a lei subito. E quindi è una soddisfazione in più, perché poi sai, noi ti diamo tutta la teoria, facciamo anche un po' di pratica, ma poi quando vai sul set e si accende quella meravigliosa lucina rossa, lì cambia tutto, diventa molto difficile. Invece hanno dimostrato di avere veramente un talento. E 2 dei nostri ragazzi, se non erro Davide, sono addirittura andati giù a Roma a fare doppiaggio, grazie a dei workshop di doppiaggio che facciamo noi, dove portiamo i direttori del doppiaggio, non l'attore che potrei essere io, che indizione, doppia, no, proprio i direttori di doppiaggio, e 2 ragazzi sono stati selezionati, quindi motivo di grande soddisfazione, perché insomma dai la possibilità a queste persone di potersi esprimere, quello che io e Davide abbiamo cercato di fare per tanti anni, ma ovviamente il territorio ci limitava un po'. Adesso invece vedo che Treviso, nel Veneto stesso, comunque c'è grande apertura nei confronti dell'arte e della cultura, e quindi meno male, viva Dio, sempre di più. Anche grazie a chi la fa come la state facendo voi. Voi state regalando con una buona giornata questo tempo di spensieratezza, di storia, di amicizia, di amore, insomma, tutto quello che abbiamo detto. Ma una buona giornata che cosa ha regalato a voi? Noi ha regalato, e adesso la faccio grande, un sogno. Un sogno nel senso che, detto così, sembra quelle cose, quei discorsi motivazionali, invece non è così, nel senso che è bellissimo svegliarsi la mattina con un obiettivo.
L'obiettivo era fare una fiction in territorio veneto, cercare di creare qualcosa che in realtà non c'era prima, c'è a Roma ovviamente, però qui non c'è, anche quando le girano qua vengono per un breve periodo, una settimana, due, poi tornano a Roma. E quindi abbiamo in qualche modo accettato la sfida che ci siamo in qualche modo lanciati vicendevolmente, non è che è una sfida che abbiamo fatto tra di noi, però non so se la stiamo vincendo, so che in ogni caso è appena partita, però è partita bene, ci sta dando un sacco di soddisfazioni e ci piacerebbe che fosse una sfida in qualche modo che venga accettata da tutta la gente del Veneto, in qualche modo che si riconoscessero in quello che stiamo facendo. Ci sta dando molta voglia di fare, molta voglia di svegliarci la mattina, molte ore di sonno perse alla notte, stare lì a pensare a cosa fare, però a parte questo è veramente un'ambizione che in questo momento si sta strutturando bene. Sogno anche per te, Igor. Ah sì, poi sai, ripeto, insisto, siamo entrambi innamorati di questo territorio, quindi l'idea di portare la fiction all'interno del Veneto per noi è motivo di grande soddisfazione. No? Mi è venuto in mente un flash, quando si scriveva, si pensava, no? Si ideava una buona giornata, a un certo punto abbiamo detto, senti, ma perché quel pulmino non lo facciamo diventare il pulmino di Stranamore, no? Quando andava in giro, ti ricordi, no? Mamma mia. Con Alberto Castagna andava in giro questo pulmino, la gente impazziva con scritto Stranamore. Ho detto, caspita, dai, proviamo a renderla talmente, come dire, alla portata di tutti, che quel pulmino speriamo possa diventare un simbolo di una buona giornata, che poi è anche un bel manifesto d'amore, no? E anche per chi insomma partecipa in qualità di sponsor, noi diciamo sempre, hai la possibilità di dire una buona giornata, vi offre una buona giornata, no? È come se tutte le mattine noi ai nostri concittadini augurassimo il meglio, ecco, in qualche modo. Sarebbe bellissimo. 16 gennaio, lo ricordiamo? Venerdì, Ogni venerdì è l'appuntamento da segnare sempre. Quante puntate saranno questa seconda stagione? Sono 5 puntate, ogni puntata ci sono moltissimi colpi di scena, si ride moltissimo, ci sono momenti inaspettati e quindi ogni puntata in qualche modo vive di vita propria, collegata perfettamente a quella successiva e quindi ci sarà probabilmente una sorta di film finale con le 5 puntate unite una all'altra e è un quarto d'ora di divertimento, di relax, di viaggio insieme a noi, di vedere paesaggi meravigliosi, di sentire me parlare in veneto, quindi mi so veneto e parlo in veneto, in questa serie parlerò esclusivamente in veneto, ok? Ogni tanto parlerò anche in italiano, però raramente e quindi seguiteci. Guarda, aggiungo anche per chi come noi è abituato ad ascoltare il pubblico, quest'anno, a differenza dell'anno scorso, dove c'era molto spazio dedicato ai paesaggi, no? Quindi dei posti veramente meravigliosi, raccontati anche con i droni, eccetera. Quest'anno abbiamo voluto alzare il tiro perché l'esigenza era quella di andare a creare ancora più fiction, ancora più interazione, più intreccio tra i due fratelli. E quindi ha avuto un'evoluzione, no? In fase di scrittura, a livello di riprese, a livello di regia, quindi la percezione è che ci si avvicini sempre di più con i nostri mezzi, sempre di più alla fiction di prima serata. E credo che in alcune scene non rubiamo niente a nessuno. Paesaggio bello, interazione tra i due personaggi o storia d'amore in contesti determinati. Secondo me ci stiamo avvicinando molto con i nostri mezzi, insisto, al prodotto di prima serata, Rai Mediaset. Allora, 16 gennaio per ogni venerdì alle 20:10, subito dopo l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, una buona giornata, in replica il sabato alle 20:50, domenica alle 13:35 e martedì alle 23. Lo troverete questo tesoro? Diciamo solo una cosa, nell'ultima puntata ci sarà un grande colpo di scena assolutamente inaspettato. Sarà l'eredità? Sarà qualcos'altro? Dovete seguirci, dispiace. Ma forse state già pensando alla terza stagione. Assolutamente sì, questo te lo dico in anteprima, abbiamo già una bozza di idee per la terza stagione, ci piacerebbe anche allargare un po' il tiro, insomma abbiamo molte idee in testa, vediamo se riusciamo, dai. Noi siamo convinti di poterla fare la terza stagione. Speriamo. E noi siamo qua. A proposito, chiaramente. torno così. Incrociamo tutti. E noi siamo qui come Gruppo Media Nord-Est pronti ad accogliervi. Grazie di questo. Grazie davvero a Igor Barbazza, grazie a Davide Stefanato, si dice in bocca al lupo. Sì, c'è un termine teatrale che è un po' più specifico, sì, ma lasciamolo perdere, sorvoliamo. Bocca al lupo va benissimo. E sicuramente sarà una buona giornata. Io ringrazio Francesca Pezzo e Marco Gagliazzo in regia, io invece vi lascio a Casa Pappagallo la ricetta del giorno e poi più tardi il film Love at First Dance. Grazie ancora a Igor e a Davide per averci raccontato di questa seconda stagione, ve lo ricordiamo, da venerdì 16 gennaio alle 20:10, naturalmente su Antena 3. Buona giornata.